Mire che filmate di sembero milis, si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Attenzione! Il seguente filmato contiene immagini forti, non adatte a un pubblico impressionabile. Momento emozionantissimo, le pentole vengono issate, ecco, pentole che sono trattate in maniera particolare affinché non colpiscano il cavaliere e il cavallo in caso di frantumazione. Siamo in attesa adesso della prima discesa, ecco ancora problemi tecnici. Comunque vi vorremmo dare notizie storiche sulla pentolaccia a cavallo, purtroppo non le abbiamo. Molti studiosi si sono avvicendati in questa ricerca e pare che le origini di questa bella manifestazione risalgano a poco più di 3 anni fa. Infatti questa, come dicevamo, è la quarta edizione della pentolaccia a cavallo. Manifestazione nata da un'idea di alcuni appartenenti all'associazione ippica sanverese, che è anche la promotrice, l'organizzatrice della manifestazione, organizzatrice insieme al comune e in collaborazione anche con la Proloco di San Vero Milis. Nonostante la sua giovane età ha partecipato a numerose e importanti manifestazioni equestri, distinguendosi sempre per abilità e per coraggio. Ecco, Paolo dovrebbe essere quasi pronto. Ecco.
Ecco l'Alpenti, ed ecco che parte, ecco Paolo, ecco il quadra, la pentola, bellissimo di Sorbero, ecco al galoppo subito Destino, eccolo, bravo! Nel primo caso sfiorata la pentola, Paolo ha cercato di fare le cose più difficili, Giovanni ha centrato con più precisione il pentolone, ecco abbiamo pentolino e pentolone. Ecco, ricordiamo tra l'altro che Paolo ha corso su Doriana, una cavalla baia di 8 anni, di razza anglo-arabo sarda. Ecco, dobbiamo scendere adesso Marco Trita, ecco Marco Trita. Saprà darsi valere e condurre il suo coraggio d'estremo direttamente in pentola. Sono abbastanza nervosi. Ecco parte Marco, ecco arriva. È fatto. Lo sai perché? Perché questo movimento, capisci? Devi capire come mucine quando vai a pescare lo sottoacqua. Tu sai già che è molto veloce, tu lo devi fare un po' prima che passi. E così è qui. Tu devi capire il movimento del pescatore. Ho sentito da Marco. Ho sentito da Marco, non perché lo sto dicendo io. In effetti è vero, In effetti è vero, se la pensi. Antonino Fantasma Ildes, una cavalla baia anglo-arabo sarda di 6 anni, una cavalla dalla personalità molto forte e determinata, difficile da dominare per lei. Squillano le trombe, Olivier di Baratti di San Pietro, fa parte dell'AIS, è un abile cavaliere, veterano della pentolaccia. Ecco, è Piso Porta che ci scuserà per questo lapsus. Ecco, parte Enzo Pedone. Cavallo si è rifiutato. Il veterano deve essere quel cavallo. Accidenti, emozionante. Ecco, ritorna alla partenza, farà di nuovo la sua discesa, probabilmente Milano. Una cavalla anglo-arabo sarda, appartiene al centro ippico Sinis, è una cavallina, è la sua prima pentolaccia. Ecco. Allora.
Non parte, ci sono dei problemi, ecco vedete che Carburazione. l'esperienza del cavallo ha superato l'esperienza della nostra Amazzone, non riesce a venirne a capo, ecco, tra poco ritenterà la partenza. Ecco, parte ancora, ecco, al leggero trotterella, ai, eccolo, finalmente arriva, eccolo, dai Silvia, bravo Silvia, per poco, ecco il cavallo, Silvia. Abbastanza emozionato Che sei non è riuscito a prevalere sul appartiene al centro ippico Sinis. Ecco, adesso dovrebbero scendere, ecco, scende Gianni Lotto, sta scendendo la Fune, ecco. Una cavalla anglo-arabo-sarda di 17 anni, accidenti, che bella età. Tuglia è una veterana delle manifestazioni ippiche della provincia di Oristano. Ecco, adesso vediamo altri due cavalieri. Ecco, Antonino che cavallerescamente accompagna Silvia al punto di raccolta. Un applauso per Silvia. Brava Silvia, brava lo stesso. Ti ammazzi questo po' di un metro. Ecco parte Caterina, ecco al trotterello, colpisce il pentolino, brava Caterina. Eccola, partecipato a varie manifestazioni equestre. Un cavaliere molto focoso. Monta Elisa è una cavalla saura di 8 anni di razza anglo-arabo-sarda, è reduce della Carrele Nanti di Santo Lussurgio, e di indole non molto tranquilla, ma di ottime prestazioni. Ecco, li attendiamo alla partenza. Ecco, tra poco arriveranno al galoppo, speriamo, centrando la pentola, ci regaleranno qualche altra emozione. Prima regoli di Ecco la cavalla montata da Silvia, si chiamava Ginger, ha partecipato anche a un film di Fellini, appunto Ginger e Fred, oggi si sentiva un po' sola, mancava Fred, ma comunque, ecco così riusciamo a capire la sua solitudine. Ecco, una cavalla comunque molto famosa. Squillano le trombe, parte adesso
Giorgio Caria, ci sembra. Giorgio Caria, sì. Eccolo partito, porta la traiettoria, ecco, arriva sempre le pentole, ecco, partito, eccolo, è il gol di Marocco. Ecco, è Maurizio Murgia. Gianfranco sulla sua cavallina Stella, la sua cavalla di sua proprietà, cavallo Roana di razza arabo, di razza anglo-arabo salva. Conta la sua distanza, ecco il giustissimo Carotto. Mamma mia, sono levato un gran polverone. Da una nuvola di materiale non identificato. Ma cosa avete messo nelle pentole? Ma cosa bolle in pentola? Ecco, ecco, arrivano, cavalla anglo-arabo sarda di 5 anni. Bello Scornia, ecco è partita. Esaltante sulla strada del bicchiere. Molto intelligente, Io ricordando che al 27 anche il cavallo di Mauro Rua 4.
Buongiorno, grazie a tutti. Proprio in questo momento ancora una volta la Fiorentina sciuffa un'occasione molto buona sul corso di gara dal settore di estrema sinistra. È scattato Isa in tuffo di testa. Ecco Sandro, battuto Sandro, Giorgio. Il giocatore di gara da parte del portiere del Cesena Rossi. Franco Covata e di Giorgio Covata. Abbiamo reso onore ad Albino in maniera immeritata. Ecco, altra rettifica, se riesce ad arrivare alla partenza partirà anche lui. Un po' lunatico, carattere un po' lunatico, quindi non si sa se riuscirà a portarsi alla partenza. Antonello Cherchi, bisogna che tu scenda dalla scala. Ecco Albino finalmente è arrivato alla partenza. Viene il posto sempre Filli che era venuto alle mani, che sembra con la buona cena. Viene continuato a aspettare. Si preparano i cavalli. Dovrebbe essere Giorgio. Dovrebbe essere Giorgio Cubata. Aspettiamo, ruolano i tamburi. E che i cavalli stanno creando qualche problema ai cavalieri. Giorgio Cubata, ecco. Ha colpito, bravo. Egidio. Partito Egidio, una bella discesa. E ha mancato il bersaglio. Peccato. Ancora un'altra discesa. Ecco, sta scendendo Odilio. Ed Odilio ha mancato un piccolo trotto. Ecco, mi dice un tecnico, un mio amico, che questo è un mezzo galoppo. Si sono ritirati quindi i cavalieri che prima hanno avuto problemi alla partenza con i cavalli. Adesso aspetteremo gli altri concorrenti. Quindi qualche imprevisto, come sempre. Quindi Giorgio, Albino ed Edoardo si ritirano da questa discesa e rifaranno poi la discesa. I cavalli hanno fatto sciopero, appartengono al sindacato autonomo cavalli, Cobas cosiddetti. Scenderanno adesso, se non andiamo errati, Angelo Manunza. Eccolo. Ecco Angelo, bravo Angelo, è rientrato. Sta arrivando sotto la pentola, ha mancato per un pelo. Ecco anche John Wayne, ecco. Finalmente è stata svelata l'identità di Zorro. Ecco a noi Licchetto. Sul suo bellissimo destriero
Ecco, è una cavalla molto bella quella di Licheddu, una cavalla corteggiatissima oltretutto, molto sexy. Ecco, il signor Otto, noto Licheddu, sta abbozzando una partenza, poi desiste, ha fatto una finta. Eccolo, è partito, levatevi, bellissima la discesa, è stata la contraffigura di Ronald Reagan. Ecco voi, ecco, splendido, bellissimo, ecco, dello stile, ha mancato per un pelo, ha bisogno di qualche incitamento, ha colpito in pieno la pentola, ha sfaldato completamente la pentola. Bellissima, esaltante. Elio, sei tutti noi. Tra poco avremo anche le pariglie, quindi vedremo scendere le pariglie, quindi momenti ancora più emozionanti. Paolo Manca e Tonino Fenum ci esalteranno ancora una volta con le loro figurazioni spettacolari. Abilissimi impariglianti, già come abbiamo riferito prima hanno animato la Sertiglia di qualche anno fa, dell'86, bellissime pariglie che oltretutto hanno creato qualche polemica per via delle classifiche. Antonino, ecco, bisogna sollevare le pentole, perché adesso arriveranno in pariglia, quindi Paolo e Tonino, un po' il maestro e l'allievo, un Tonino come diciamo molto più esperto di Paolo, su, molto tesa. Dell'area del campo e proprio partire preso il filmino dai fotografi che stanno scattando stamattina. Intanto attacca ancora la piantina, Pellegrino un'ottima pinta, riporta Fernando ancora in avanti, entra in avanti. Ecco, sono partiti, ecco, pariglia Antonino, ha colpito in pieno, splendida. Si vede il cavaliere, anche loro in pariglia. L'ordine dà il segnale di chiusura il rapporto, la Fiorentina. Ecco, si aggiusta il ciuffo, cerca di salire, ecco, sale, mancato, peccato. Un'ansia, questo nuovo passaggio. Ci viene comunicato adesso che il sindacato dei cavalli si chiama CODAS. CODAS di Cavallos. Ecco, partiranno adesso i cavalieri di Seneghe, Manunza e Cuvadda, partendo, sono partiti, il derapage, eccolo in ottimo stile rellistico, bellissimo, bravo, oh, bravo lo stesso. Notizia, proporrei un applauso ai cavalli. Giorgio Caria ed Edoardo Stara partono. Eccolo, sì. Sono partiti. Quindi attenderemo la partenza. Giorgio Caria ed Edoardo Stara. Partiranno sui loro cavalli a dondolo. In un galoppo sfrenato. Eccoli qua, eccoli sono, i cavalli, splendido, sì, non è possibile,
Non è possibile. Un incidente, per fortuna nessuna conseguenza ai cavalieri, i cavalli sono rimasti in terra. I cavalli sono rimasti in terra, per fortuna nessuna conseguenza ai cavalieri. Sono cose delicate. Hanno sbattuto perché ne stavano venendo due di là. Ecco, il pubblico è pregato di uscire dalla pista. Uscire dalla pista. Fuori. Ma adesso è spento questo. Uscire dalla pista è pericoloso. È pericoloso. No, è acceso ancora. Ma no. È acceso. Bisogna che escano dalla pista. Al momento succede una strage. Come mai spartono? Ma stavano correndo? Non ho capito. Io li stavo riprendendo qui, poi vado a uno, No, è assurdo, dai. perché questi due cavalli non volevano partire, poi sono partiti a... Ma tu sei la sausa, è stato fatto partire, poi Sì. Comunque sono molti. Ecco, la gente è pregata di uscire, i non addetti sono pregati. È un incidente che serve da documentare. Ma quale incidente? Preghiamo la gente di uscire dalla pista. Ripetiamo, preghiamo la gente di uscire. Questa è andata. Questa è andata. Ma l'altra parte questa è andata. Di chi è? Qual è? Giornaleria. Il mare che scintilla, con il nuraghe su laghi che domina, sotto il cielo azzurro che non svanisce mai. Santa Sofia campanile in alto, un simbolo forte che il tempo non ha franto. Dalla marina a Puzzolidus a Mesalonga, la bellezza è tutta qui, non c'è storia più lunga. A Puzzolidus il mare è un sogno che ti accoglie, le onde danzano mentre il sole non si